Amici telespettatori dell'ascolto, un saluto da Siro Palladino che vi parla dal Pala di Sfida Mario Borgia di Barletta, dove sta per avere inizio la gara tra Futsal Salinis e Futsal Florenzia, valida per la quarta giornata di ritorno del massimo campionato femminile di calcio a 5. Nuovamente Martin, palla di ritorno per Rozzo che scocca il destro, che sibila di pochissimo, con qualche difficoltà prova a muovere il pallone, infatti glielo porta via Rozzo, poi da Maite a Martin, ancora Maite, verso Jessica Manieri, che spacca la partita, apre il risultato con un gran diagonale di sinistro ed è il gol dell'1-0. Palla a uscire, ancora per il sinistro di Jessica Manieri, restituire il pallone a Maite, che sfrutta l'ampiezza servendo Bea Martin. Qualche difficoltà nel controllo, ma grande suggerimento. Naturalmente avrà bisogno di un inserimento graduale, parte in questo caso dalla panchina. Coelho saggiamente opta per uno schema ben consolidato e qui per poco non arriva il raddoppio. Lo scambio con Rozzo, palla di ritorno a Martin, Manieri rientra, deve portarsi la palla poi sul sinistro, scambia verso Martin che si accentra, poi lascia Maite che infila il gol del 2-0 con la complicità di Mannucci. Con Rozzo che fa girare il pallone verso Martin, Manieri, Maite dispara alla porta, restituisce il pallone a Manieri, il suo sinistro bacia il palo ed è già 3-0. Proprio in settimana è stato deciso che si terrà ancora una volta in Emilia Romagna. Attenzione qui Coppari, la conclusione di Viglia con il salvataggio, palla di ritorno a Viglia, poi Manieri tenta il cambio di passo, la conclusione di sinistro tesa, violenta. Rozzo si accentra, pensa un attimo al tiro, poi serve Brandolini, palla alta per Rozzo che si coordina e trova uno splendido gol per il 4-0. Ritorna su di lei Maite, il rimpallo però favorisce la numero 6, la cui conclusione viene però contratta da Coppari che fa ripartire Maite. Palla tesa al centro dove arriva Coppari che aveva dato il via all'azione. Lo scarico verso Bianchi, il suo destro insidioso che chiama nella propria area di rigore con il pressing alto ordinato da Coelho, costretta all'errore la squadra ospite. Intanto Viglia, ed ecco che poi arriva il 5-0 con la deviazione di tacco di Bea Martin sulla sassata di Jessica Manieri. Da Manieri a Rozzo, poi Coppari, sempre Rozzo che si porta la palla sul destro, poi Coppari, Martin, Rozzo e Viglia che sfiora Rozzo con la sovrapposizione di Viglia, ma si accentra Rozzo e lascia partire un destro, la nuova arrivata in casa Salinis. Prolungato lo scambio della squadra campione d'Italia, Coppari poi libera il destro e la deviazione di Mannucci. Manieri, palla alzata verso Coppari che la mette giù, poi perde il tempo per la battuta, serve Rozzo e il destro di Rozzo termina Elpidio, fronteggiata da Bea Martin. Ancora verso Bianchi, palla di ritorno a Elpidio che libera il destro. Maite, lo scarico verso la numero 10, la sua conclusione viene deviata dalla numero 7 Pocobelli, palla che resta in campo. Seguiamo l'azione di Maite, lo scambio con Martin, nuovamente Maite, da Martin verso Jessica Manieri che libera il sinistro, ancora una volta il portiere Ceravolo dà istruzione alle compagne, poi si porta lei stessa in barriera, parte Elpidio con un destro a rientrare che gira però, che regala praticamente il pallone a Rozzo a Maite. La giocata che libera, ecco Martin che prova a piazzare il destro, poi Maite, ancora Brandolini, Maite, la sua conclusione di sinistro fa ripartire Jessica Manieri, Coppari larga sulla destra, il destro di Ludovica Coppari, si chiudono le maglie della difesa avversaria che deve comunque concedere rimessa laterale in favore della Futsal Salinis. Coppari verso Manieri,
Brandolini, la girata, Rozzo, Manieri, ancora Rozzo verso Coppari, Manieri deve portarsi la palla sul sinistro, la formazione di Firenze, il rimpallo però favorisce Natalia Rozzo, c'è una ripartenza 3 contro 1 per la Futsal Salinis, Manieri, ancora Rozzo, Coppari e incredibilmente la Futsal Salinis riesce a non segnare con un po' di fortuna da parte di Mannucci, non in bello stile ma efficace l'intervento. Qui c'è questa verso Rozzo, si propone la nuova entrata a Bea Martin sulla sinistra, palla di ritorno a Rozzo che ha spazio per liberare il destro, grosso modo lo stesso copione del primo con la Futsal Salinis, Micheli Viglia, la Jessica Manieri a Bea Martin, ancora Manieri, palla tesa dove vediamo questo calcio di punizione, prova a distendersi per un'ultima offensiva Futsal Florentia a meno di 10 secondi dalla fine, arriva la sirena che sancisce il risultato finale di 5-0, punteggio maturato nel corso del primo tempo con i gol di Manieri, Maite, ancora Manieri, Rozzo e Bea Martin. Futsal Salinis che prosegue la sua cavalcata, resta al comando della classifica salendo a 46 punti. Maria Di Sasso, presidentessa dell'AS di Futsal Salinis, sicuramente il più bel regalo di compleanno che tu potessi aspettarti. Sì, infatti oggi compio gli anni, sono orgogliosa, non ve lo dico perché alle femminucce non è necessario dirlo. Sì, oggi io sono contentissima, il risultato 5-0 per me è ancora una volta una prova che le mie ragazze sanno quello che vogliono e continuano ad avere questa voglia di vincere come noi. Adesso il mio pensiero oggi è festa perché abbiamo vinto, è festa perché è il mio compleanno, è festa perché il 9 è entrata anche la nuova ragazza Micheli Villa e quindi sono contenta, è un 9 particolare, una domenica particolare. La mia testa in questo momento è al 22-23 che si farà la Coppa e niente, noi volevamo farla a Barletta ma non c'è stato verso e andiamo sempre in terra straniera, sperando che in terra straniera ci porti bene. Prestazione convincente che è sicuramente di buon auspicio per i prossimi impegni della Futsal Salinis, che passeranno anche attraverso, come hai appena ricordato, la Final Four di Coppa della Divisione in programma a Taranto. Sì, siamo in via di preparazione, la testa in questo momento è là perché dobbiamo dare il massimo, siamo ancora le campionesse d'Italia e quindi ci dobbiamo difendere il titolo e un po' tutto. Ce la dobbiamo combattere, io sono fiduciosa, sono orgogliosa perché oggi in squadra un po' per problemi fisici, tecnici e medici non c'era Tati, non c'era Valentina perché era squalificata, non c'erano alcune e quindi io comunque confido in Ceravolo e nelle ragazzine, Alexandra, Felicia, bene o male è una rosa che si aiuta e la cosa più bella è quella, si aiuta e si cresce insieme, quindi io mi aspetto una grande prestazione. Adesso si va, in questo momento c'è la testa lì e poi ci sarà la testa alla Champions. Anche lì siamo in festa, queste settimane siamo in festa, però abbiamo un grandissimo impegno. Le mie ragazze non demordono, si vede, il 5-0 oggi è la conferma. C'era più gente oggi, quindi sono soddisfatta, molta gente si è avvicinata perché il mondo del calcio femminile a 5 non lo conosce ancora nessuno e da Margherita per me è una soddisfazione avere quelle 30-40 persone che vengono a Barletta. Niente, io gli auguro una buona domenica a tutti quanti e un in bocca al lupo a me per la Coppa.